Piacere averla ospite, buongiorno. Grazie per l'invito. Allora, dottor Leoni, Mirella. cosa vuole dire a queste donne meravigliose che nonostante queste malattie si rimboccano le maniche, se ne inventano una al giorno per cercare di fare prevenzione, di aiutare anche voi medici? Prego, dottor Leoni. La risposta migliore a un passato che bisogna ricordare chiaramente per tutti coloro che purtroppo possono avere ancora bisogno, però è una risposta importante per quanto riguarda anche la forza vitale che in ognuno di noi a superare le malattie. Oltretutto coniugata anche con la bellezza in questo caso e con una atmosfera assolutamente invitante, quindi mi complimento assolutamente. Molte iniziative ci sono con le associazioni dei familiari e dei pazienti oncologici a vario livello e questo è un ottimo esempio. Dottor Leoni, cos'è invece quello che la preoccupa di più? Lei, non ha peli sulla lingua, ha sempre avuto il coraggio di dire attenzione a quando si parla, bisogna essere competenti e capire quello che va bene e quello che non va bene. Noi dobbiamo capire quello che non va bene e risolvere il problema. Io ho avuto delle testimonianze ieri di persone che mi hanno chiesto ma serviva veramente questa cittadella della salute? Ma era un ampliamento, ma vediamo spostare tutti i reparti, andare da un'altra parte, cosa ci sarà del nostro ospedale, quello che funzionava, non riusciamo a capire niente. Ecco, cosa sta succedendo? Queste case di comunità vuote perché non c'è il personale, e allora cosa abbiamo fatto? Cos'è che la preoccupa di più, dottor Leoni? Beh, per quanto riguarda la cittadella della salute ci sono delle evoluzioni tecnologiche e anche per quanto riguarda l'edilizia sanitaria, l'ottimizzazione dei reparti che seguono quelle che sono le programmazioni che vengono decise a livello regionale. Quindi ovviamente per i cittadini si spera di avere dei reparti più moderni, funzionali e soprattutto tecnologicamente avanzati, perché soprattutto per le grandi macchine, che vuol dire TAC, RNM, anche robotica, sale operatorie, ma tutti quanti gli ambulatori, l'evoluzione tecnologica deve stare al passo con i tempi e nell'interesse di quello che è il servizio all'utenza poi alla fine. Dall'altra parte la rivoluzione delle case della comunità per quanto riguarda l'arrivo alla prossimità, cioè vicino al cittadino di quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, va avanti perché i finanziamenti col PNRR Missione 6 a livello europeo sono arrivati e quindi devono essere impiegati e l'Europa dopo ci chiederà anche il conto di come sono stati impiegati questi soldi che ci ha prestato, non ce li ha regalati, quindi sono finalizzati anche a una costruzione, diciamo, che deve essere poi rendicontata. Poi c'è il grosso problema del personale, perché in origine la popolazione, cioè gli abitanti delle case della comunità dal punto di vista del personale, medici, infermieri, fisioterapisti e quant'altro, derivavano in origine a una riduzione proporzionale dell'attività a livello ospedaliero, che è già però carente in tanti livelli, come noi sappiamo. E quindi questa è un'enorme problematica che parte da quelle che sono anche le carenze di appetibilità per i giovani, che sono estremamente ormai donne, sono giovani dottoresse al 65-70% dei nostri giovani laureate. Laureate che provengono da una selezione durissima, perché 6-7 anni fa ricordo che c'erano 70.000 domande per 10.000 posti, quindi sono entrati 1 su 7. Una volta che vengono fuori, che sono laureati, con la cosiddetta laurea che sono abilitante adesso, conoscono anche magari bene anche l'inglese e si girano attorno, guardano, possono scegliere perché c'è una grande offerta in questo momento storico per quanto riguarda le possibilità di un medico e non tutti scelgono di fare la medicina generale se non si creano le condizioni adeguate per quanto uno possa poi esprimere tutto quello che ha studiato. Cioè, i dottori vogliono fare i medici, non vogliono fare i burocrati. Quindi la medicina generale, per esempio, lo dice uno che è un ospedaliero, tra virgolette, ma me l'hanno ben spiegato i miei colleghi che si occupano di questo tipo di branca, ha bisogno di un tempo adeguato per fare, diciamo, il rapporto col paziente e un tempo poi il più possibile ridotto con dei programmi anche semplici, si spera, per il rapporto istituzionale e quello tipo burocratico, con il supporto anche delle segreterie per poter
snellire tutte quelle procedure ripetitive di rinnovo delle ricette e quant'altro per gli appuntamenti, anche per dare un servizio adeguato. Un servizio adeguato che poi adesso lascia quello che il medico da solo a lavorare da solo in un ambulatorio, ma passa per una medicina integrata, cioè con più medici che possono anche sostituirsi a vicenda con orari 8-20 fino al venerdì, e 8-14 al sabato, in maniera tale da poter dare anche un servizio per certificati, per altre cose, per visite urgenti anche alla fine di un pomeriggio. Però, Questa dottor è Leoni, io ho avuto il dottor Scassola, che lei sicuramente conoscerà, il quale è molto perplesso nel spostarsi su queste case di comunità, perché devo lasciare i miei pazienti, i quali dovrebbero fare troppi chilometri per venire dove vado. Ecco, non siamo così preparati ancora. Lei allora come commenta le parole del dottor Scassola? Io il dottor Scassola lo conosco benissimo dal 2005, cioè non proprio da ieri, e la problematica nasce da quella che è la distribuzione delle case della comunità sul territorio. Hanno fatto un ottimo studio con la CGA di Mestre, in particolare per quanto riguarda la regione del Bellunese, cioè la Usno Dolomiti, per la dislocazione di dove sono le case delle comunità rispetto alla popolazione, e ci sono molte perplessità per i problemi del raggiungimento di queste sedi. Chiaramente sono più facilitati coloro che lavorano e vivono nelle città. La problematica, visto che la casa di comunità è uno 50.000 abitanti, è l'ubicazione e quindi la possibilità di raggiungimento. Quindi anche la possibilità di avere anche un altro ambulatorio, una sede più vicina a quelli che sono la maggior parte dei loro pazienti, è sicuramente vitale per mantenere quel tipo di rapporto di continuità assistenziale anche periferica. Grazie dottor Leoni. Sentiamo allora chi vive sulla propria pelle, ecco, queste situazioni, queste cure, queste terapie, questo aiuto che bisogna dare alle fragilità che in quel momento magari si sentono solo. Ecco che arriva l'associazione Amiche della Pelle. Stai tranquilla che ti accompagneremo noi. Prego, carissima, veramente di essere qui con noi, ma soprattutto Manuela, ecco la sensibilità che hai avuto nonostante questa malattia, queste terapie, di dire bisogna andare avanti, bisogna fare forza, bisogna aiutarci, bisogna credere anche nella ricerca, nella sanità e nella scienza. Prego. Assolutamente sì, ringraziamo sempre le cure, i medici, assolutamente sì. Ci sono però dei posticini in cui le associazioni naturalmente si entrano perché ci sono delle necessità. L'altra sera ero da un convegno, c'era anche il dottor Benazzi e ha proprio sottolineato l'importanza delle associazioni. Lui veramente ci ha messo prima al quarto posto, noi veramente siamo al terzo, perché siamo il terzo settore, quindi c'è necessità. Io trovo che ci sia sempre necessità di punti di riferimento. Quando uno si ammala, guarda, ti faccio l'esempio, ieri mattina io dico sempre lavoro per mangiare, devo lavorare, l'associazione mi prende tantissime ore al giorno, però lo faccio più che volentieri perché ci sono passata. Ieri mattina mi scrive, poi mi chiama, poi in mezz'ora da Treviso è arrivata a Piavon, che è lontana da Treviso, voglio dire, perché aveva bisogno di conforto questa signora. Fino adesso ce l'ha fatta, ha fatto le 4 chemio, ha perso i capelli, però ieri era in difficoltà, è venuta da me, abbiamo avuto un caffè, ci siamo dette un po' di cose e lei mi ha detto ieri, guarda, non perché io sia Wonder Woman, però mi ha detto, guarda, quando sono in difficoltà ti penso, penso a quello che fate, e mi tiro su. E ho detto, benissima questa cosa, questa ragazza neanche 40 anni, insomma con problemi importanti, e quindi è quello che fa l'associazione. Adesso io sono qua, se loro rimandano per favore la locandina, volevo spiegarla un attimo. Perché allora, spieghiamo anche la locandina che rivedremo, prego. Ecco, io parlo sempre di umanizzazione delle cure e per esempio questo evento che, guarda, sarà venerdì 4 aprile e ieri abbiamo già avuto sold out, quindi per noi è una grande soddisfazione. Certo. Questa è una
sfilata di moda dove modelle sono come sempre le nostre pazienti, che ci ha dato molto da fare. Saranno 25 pazienti, la più piccola ha 25 anni, la più grande ne ha 73, tutte molto entusiaste. In questi giorni stanno facendo le prove dei vestiti, però è stato un lavoro di tutti. Siamo al Polivalente di Salgareda, ringrazio il Comune di Salgareda che ci ha voluto e ci ha cercato, la Proloco che ci dà una mano, però il bello è anche che, voglio ricordarli, abbiamo cominciato una bella collaborazione con l'Engim di Oderzo, quindi questo istituto che si occupa, come mi diceva il direttore, del buono e del bello, cioè il buono perché c'è la panificazione, la pasticceria, i ragazzi faranno, siccome c'è una cena, i ragazzi si occupano del dolce e faranno servizio, e del bello perché ci sono le estetiste e le parrucchiere che prepareranno le nostre ragazze, io le chiamo sempre ragazze, e quindi è bellissimo aver coinvolto i ragazzi, sono stati molto entusiasti, saranno lì presenti, è una cena a lume di candela e voi non avete idea di quanto sono entusiaste le pazienti di poter fare una cosa così. Sarà una cena di beneficenza, sono coinvolti molti amministratori, hanno dato tantissima risposta, anche la Paola Roma ieri è arrivato che ci sarà, per dire. E questa per me è una cosa bella perché è un momento che ricordano e tutta la preparazione, come tante altre cose, se dopo avremo tempo te le dirò. Allora, però è il rinascere, ecco rinascere, ma soprattutto riuscire a staccare anche la spina con la bellezza, la bellezza, il divertimento e soprattutto anche la cura della persona. Io prima ho fatto vedere questi assegni che stiamo dando al Banco Solidale per le persone più fragili e ho spiegato molto bene anche l'importanza che queste persone e il rispetto che hanno per questo contributo. E non voglio che si strumentalizzi la cosa, nel senso è troppo facile far vedere, si strumentalizza. No, sono persone che dicono io voglio dirlo davanti alle telecamere questo grazie, perché mi avete aiutato e io lo devo dire. E questo lo fate anche voi, nel senso che queste persone fragili all'inizio, magari molto anche preoccupate per queste terapie che dovranno incontrare, dovranno subire, che poi si rimboccano le maniche e dicono guardami, che io do speranza a te, ci metto la faccia, ci metto il corpo e ci metto anche la bellezza. Quanto importante è, dottor Leoni, ecco, questo entusiasmo, questa forza di sperare, ecco, la speranza che finalmente la ricerca, la scienza trovi veramente quel farmaco giusto, quella terapia giusta che mi fa ben sperare per andare avanti. Io mi ricordo sempre la nostra Petra De Zanetto, purtroppo non c'è più, ma lei diceva sempre io ci credo alla scienza, alla ricerca, guai se non ci credessi, io credo alla medicina, ai medici. Prego, dottor Leoni. Ma diciamo da studenti la parte oncologica è sicuramente una delle aree più affascinanti e la studi a vari livelli, poi alla fine la pratichi nel vero senso dei casi. Io stesso lo faccio come chirurgo generale, quindi sono a contatto con tutti i pazienti oncologici per gran parte della mia vita professionale. Poi trovi le malattie sulle persone e quindi hai contatto con le persone con tutto quanto il loro decorso. E quello che ti resta è la sorpresa molte volte da una vita normale essere catapultato in un mondo con una prospettiva anche molto complessa, che fa parte di esami, molte volte di radioterapie pre o post-operatorie, di chemioterapie, di sacrifici vari. E gli ambienti oncologici non sono degli ambienti allegri, ma ci sono degli esempi di grandissima solidarietà anche da parte dei volontari che si occupano molte volte del nursing della persona, della parte estetica, li portano diciamo un po' al di fuori, o il conforto o anche un aiuto con l'alimentazione, li aiutano in tantissimi modi le associazioni di volontariato da questo punto di vista, oltre a tutto quello che c'è dopo il post, quando sono il post d'egenza, quando sono anche fuori dall'ospedale devono anche avere una vita alternativa. E la ricerca insomma della bellezza dal punto di vista psicologico è fondamentale, perché io ho una slide che ho ricavato tanti anni fa in cui, visto che la vita
ti mette davanti a tante miserie, coltivate il bello per elevare lo spirito, la forma dell'arte, la pittura, la musica, in tutte quante le sue manifestazioni. Perché? Perché la vita, per fortuna, ci dà anche delle cose belle da coltivare che ci aiutano a rinforzare quello che è lo spirito nei momenti più tristi. Ma probabilmente la solidarietà umana, dal punto di vista dell'applicazione dell'empatia, che vuol dire mettersi a contatto delle persone e mettersi in rapporto con le persone senza esserne sopraffatti o contagiati, nel senso che non si deve cercare, come per noi medici, dobbiamo riuscire a essere sufficientemente lucidi per non caricarci tutte quante le problematiche dei nostri pazienti e rimanere sempre lucidi nei nostri comportamenti, pur avendo una comprensione dei loro stati. Certo. Manuela Tonon, come commenti le parole del dottor Leoni? Ha detto il discorso di essere lucidi, ti dirò che io tante volte mi chiamano dottoressa ma non sono neanche infermiera e quindi quello che so, quello che faccio è perché l'ho provato. Però l'essere presente quotidianamente con il dolore degli altri ti porta a dover fare una specie di scudo, perché se no, quello che dico io, se non hai non dai, quindi se tu non sei forte non riesci a dare conforto agli altri e quindi per forza di cose devi fare un attimo, di fare un po' di pellicola, ma questo non vuol dire non essere sensibili, vuol dire semplicemente cercare di vedere un po' con più di distacco e cercare di capire i bisogni. Volevo dire, se mi lasci tra le altre cose, da poco, il 6 marzo, ero con tantissime altre colleghe del Veneto, con altre associazioni che si occupano di tumore al seno. Eravamo in Regione del Veneto e c'era presente l'assessore Lanzarin perché è nata Europa Donna Veneto, che da molto tempo mancava. Questa è una, diciamo, istituzione, un ente nazionale, a livello nazionale, ma è Europa, la dice la parola stessa, quindi è europeo, che serve a portare le istanze, a portare i bisogni, a cercare di capire, a fare ricerca di quelli che sono i bisogni delle donne operate al seno, quello che è necessario, quello che manca. Quindi mi faccio portavoce, e anche perché sono entrata da poco nei tavoli, insomma, della sanità partecipata in Veneto, e questa è una cosa molto bella. Di capire i bisogni. Noi siamo un'associazione che si occupa di quello, quindi alle signore che ci sono, se hanno delle anomalie, se vedono qualcosa che non va, ci piacerebbe, noi ci facciamo portavoce, è questo anche che servono le associazioni. Ieri ero con l'Anna Corò, che tu conosci, e mi ha detto: le associazioni servono a rompere, a rompere, cioè a fare, a spaccare, andare avanti, a portare i bisogni. Questo serviamo noi. A volte magari diamo fastidio, però tu lo sai meglio di me. Vero che a volte diamo fastidio, però sì. Come posso dire, siamo la testa d'Ariete, ecco, possiamo dire? Possiamo dire, però possiamo dire anche, dottor Leoni, che quello che ha detto Manuela Tonon è molto importante, però io porto questo caso di una donna che è venuta, anzi volevo proprio parlare con lei anche di questo, è venuta qui davanti alle telecamere, io non l'ho fatta vedere per rispetto e anche perché era molto arrabbiata, questa donna di non più proprio giovane, ma neppure diversamente giovane, che ha tentato il suicidio 2 volte, che nella carta, ecco qua che adesso questa carta, la carta ho 9 persone che mi seguono, psichiatra, psicologo, servizi sociali, ecco, amministratore di sostegno, di tutto e di più. Sono mesi e mesi che non vedo nessuno, non ho niente da mangiare, mi hanno tolto anche l'assegno di inclusione, io non ne posso più, nella carta di avere tante cose, nella realtà non ho niente e nessuno. Non ha un familiare, non ha niente. Lei capisce, dottor Leoni, che quando arrivano dalla Mirella si muove. Allora ho cercato di capire cosa sta succedendo e si sono passati tutti il cerino. Da una parte non è compito mio,
dall'altra parte è cambiata l'assistente sociale, ci vuole tempo, dall'altra parte l'amministratore di sostegno si arrampicava sugli specchi, ho messo giù il telefono. Ma queste persone che nella carta, ecco qua le famose carte, e io ti prometto che l'Europa, io sarei anche stanca, scusami Manuela, perché io più che carte che associazioni vorrei vedere i fatti, vorrei agire, ma ci vuole qualcuno che porta non trovare questa persona che dice vado a Roma con una tenda e dico basta, toglietemi tutto che mi arrangio da sola, ma non prendetemi in giro, sono molto arrabbiata. Queste persone cosa diciamo, dottor Leoni? Dove vanno? A chi si rivolgono? Ma nella carta è tutto, di cosa ti lamenti? Ci siamo noi. Ma se non ci conosciamo neppure noi tra il mondo del volontariato e tra associazioni, e chi dovrebbe fare questo non lo fa, all'improvviso esce, adesso siamo in campagna elettorale, promesse, Mirella ne sente di promesse per prendere solo i voti, poi nella realtà chissà dove andremo a finire e se queste parole rimarranno pietre terribili. Prego, dottor Leoni. A tutte queste persone consiglio di puntare in alto, cioè se hanno una specie di muro di gomma per quanto riguarda tutti quelli che sono poi i loro delegati dalle varie autorità a rispondere ai loro bisogni, e credo che purtroppo non c'è alternativa che scrivere nello specifico al sindaco, al direttore generale della ASL di dipendenza, diciamo, e poi non tralasciare che l'importanza della stampa, cioè di porre il proprio caso all'attenzione dei mass media, in questo caso come ha fatto con lei, cioè con te Mirella, da questo punto di vista qui, perché è un sistema, una diciamo alternativa, è un'alternativa per cui ci vuole molte volte un po' di coraggio di mettersi in piazza con le proprie problematiche. Molte volte la gente semplicemente si vergogna del loro stato e quando uno ha una risposta negativa tende a deprimersi, perché già è difficile chiedere aiuto a qualcuno. Se poi chiede aiuto e alla fine ti trovi ignorato, uno anche ha una forma di depressione maggiore. Bisogna trovare all'interno della quella che è una catena di comando e controllo che è formata da tanti soggetti, da tante cariche che poi corrispondono a delle persone che, anche se magari non è il loro caso, non è il loro lavoro, non è la loro competenza, non si limitano solo a dire non è di mia competenza, ma coinvolgono anche qualcuno dall'interno delle proprie conoscenze che può risolvere il problema che è stato sottoposto a loro. Manuela Tonon, allora tante associazioni, tante proposte, anche incentivi per andare avanti, però dopo tra il dire e il fare c'è di mezzo Europa, bellissima parola, però poi incentivi noi proprio no. Andiamo a vedere come funziona e come si supportano le associazioni che vogliono anche fare, hanno sempre bisogno dell'aiuto di altre associazioni per portare avanti anche determinate iniziative. Allora, prego. Noi facciamo parte delle associazioni piccole che si rimboccano le mani, che sono partite da zero e me lo dico da sola, ogni tanto io e Valentina, che tu hai conosciuto, la vicepresidente, ci diciamo diamoci una pacca sulla spalla perché comunque riusciamo a far tanto. Probabilmente facciamo tanto perché abbiamo dato evidenza di quello che facciamo, perché abbiamo una certa credibilità, però come aiuti da nessuno, non siamo le grandi associazioni che sono, dico io, parastatali, scusa perché mi viene da dire anche quello, che comunque hanno sempre gli aiuti assicurati. Noi ogni giorno, anche questa cena, questa che sarà per cercare di raccogliere fondi. Guarda, domani mattina arriva un lettino che costa per noi tanto, perché costa 3.500 euro, da poter usare in ambulatorio, di quelli elettrici che si alzano e si abbassano, perché ce l'abbiamo, ma chi ha problemi, difficoltà e non riesce a salire, per noi è un problema. E siamo riusciti a comprarlo perché ci sono state persone che ci hanno creduto, che ci hanno aiutato, e quindi sono sempre del parere che le buone persone ci sono. Se tu dimostri effettivamente cosa fai anche con i soldi che ti dà la gente, con le donazioni, la buona volontà c'è, cioè da parte nostra c'è sicuramente, però poi è, sai, il circolo virtuoso che si innesca,
perché chi vede che la moglie, la sorella, la zia poi sta meglio, anche psicologicamente è più ottimista, ecco, diciamo, spera di più. Perché guarda, le signore, dicevamo prima, la signora la Franca, che si chiama, che ha 73-74 anni, la signora più grande che fa la sfilata, lei se non avesse avuto il tumore non avrebbe mai fatto una sfilata, certo. Hai capito? Però è una delle più entusiaste anche a fare il calendario, quindi questa è motivo per energia, motivo per star bene, esatto. Allora, dottor Leoni, invece io volevo farle un'altra domanda, sa che Mirella racconta tutto quello che succede, mi ha chiamato un medico che per ben 2 volte ha cercato di arrivare, di vincere il concorso, il bando per arrivare a primario, e per ben 2 volte è stato cosiddetto fregato, dice tra di lui. La prima volta se l'è lasciato un po' passare. La seconda ha detto no, non ci sto, nel senso che il primario che aveva vinto ha lasciato, perciò lui convinto che aspettasse a lui questo posto, invece hanno tolto completamente il bando e bisogna rifare il bando. E lui ha detto questa volta non ci sto e mi sono preso l'avvocato. Mirella, se lo puoi dire perché vorrei capire come funziona. Dottor Leoni, come funziona, così lo diciamo pubblicamente anche a questo medico che dice no, una va bene ma 2 no. È proprio così oppure ha detto qualcosa di sbagliato? Prego, dottor Leoni. Dottor Leoni, è tremenda sta Mirella però, No, ma non c'è problema, anche perché io sono qua in veste di sindacalista, quindi tra virgolette insomma, è anche il mio lavoro questo qui. Il collega ha fatto la cosa giusta, assolutamente, si è rivolto a un avvocato, che normalmente sono giuslavoristi, cioè avvocato del lavoro, per vedere se le procedure che sono state poste in essere sono adeguate nel suo caso. Non è la prima volta che ai concorsi per primari, che sono dei concorsi un po' particolari, insomma, diciamo, perché ovviamente partecipano le persone che hanno tutti quanti degli importanti curriculum, non è un concorso, diciamo, fatto per partecipare, tra virgolette. Sì, uno partecipa, però è anche convinto di avere delle caratteristiche per fare ricoprire proprio quel ruolo. Poi ci sono dei risultati che sono stati anche cambiati rispetto al giudizio originale per quanto riguarda quello che è la graduatoria, e anche se ci sono dei laschi, diciamo, importanti per quanto riguarda il giudizio poi personale, per quanto riguarda il direttore generale e la Presidente della Commissione, per quanto riguarda la scelta del candidato. Naturalmente poi ci sono delle documentazioni a cui fare riferimento, degli esami, anche un colloquio che viene fatto con la commissione esaminatrice, che fanno testo per quanto riguarda la graduatoria. Se il collega non è soddisfatto della situazione, fa benissimo a fare ricorso. Ma quello che vogliamo capire è in automatico che il secondo deve arrivare al primo oppure non è proprio così? No, allora dal punto di vista diciamo della classifica per titoli esami, così si dice, uno dovrebbe chiaramente avere una conseguenza logica per quanto riguarda la graduatoria, però il direttore può avere una, diciamo, una possibilità di scegliere anche non il primo ma anche il secondo della lista. Naturalmente deve motivarlo adeguatamente. Le motivazioni poi possono essere anche contrastate da un ricorso adeguato. Grazie dottor Leoni. Ecco, non ho detto la regione, perciò ognuno non può fare le riflessioni che vuole, non ho detto chi, perché proprio per rispetto di quello che sto dicendo, però la trasparenza, almeno in questa trasmissione, è di rigore ed è giusto, come ha detto lei dottor Leoni, visto che lei, ecco, è anche sindacalista, sa di cosa parlavo e cosa le ho raccontato, ecco, è giusto capire anche noi a casa come funziona, perché veramente dobbiamo anche capire che forse qualcuno deve mettere la meritocrazia. Io dico continuamente, e spero che le segreterie mi ascoltino, di parlare di meritocrazia, perché noi abbiamo molto bisogno di questo. Allora, detto questo, andiamo a vedere sanitari aggrediti a Castelfranco e poi commentiamo. Fallo entrare.
Ha insultato ed aggredito dandogli uno spintone prima il medico del pronto soccorso che lo stava visitando, poi i carabinieri intervenuti per fermarlo, tanto che per riuscire ad immobilizzarlo, visto lo stato di alterazione, i militari dell'Arma hanno dovuto usare il taser. È accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco, dove l'uomo, un trentenne residente in provincia di Treviso, era stato portato dopo essere stato intercettato in piazza Giorgione, dove si aggirava di notte in stato di forte alterazione, verosimilmente per abuso di alcol. Immobilizzato con la scarica elettrica del taser, il trentenne è stato arrestato con le accuse di percosse a personale sanitario, ubriachezza, minacce, oltre a resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. È arrivato anche Michele Favaro, Indipendenza Veneta, ma ha trovato un incidente in autostrada, tanto per cambiare, ecco. Arrivare sicuri e sereni non è sempre facile a casa, state attenti per cortesia e soprattutto guidate con rispetto. Allora Michele Favaro, abbiamo parlato di tante cose, di salute con Manuela Tonò, Amiche per la Pelle, col dottor Leoni, abbiamo parlato di sicurezza anche nel lavoro, di meritocrazia, di bandi. Ma la politica si rende... tutto quello che manca allora in questo paese avete bravissimo, parlato. Sì, certo. Ma soprattutto vorrei capire se la politica in questo momento, che è molto attiva, perché tutti sono in campagna elettorale, tu dammi il voto che io ti prometto la luna, io ti farò arrivare la luna se tu mi darai il voto. E disabilità, qualsiasi cosa pur di prendere voti, ma alla fine il cittadino che è molto attento, che è anche sensibile, perché ormai è passato 70 governi, cioè penso che questa oscillazione, come sta andando e cosa vuoi dire? Visto che hai anticipato tu che sono passati 70 governi, non è cambiato niente, non è il caso che i veneti inizino a votare Indipendenza Veneta per dare un senso alla politica con la P maiuscola? Io ho fatto intere puntate sulla disabilità. Nel mio programma al primo punto c'è la disabilità, non tanto per dire, perché ritengo da sempre che 300 euro al mese per una pensione di un disabile siano un insulto alla persona, alla dignità della persona. Però nessuno ha cambiato né da destra né da sinistra. Allora probabilmente il Veneto, con il suo residuo fiscale, che ricordiamolo ai veneti è di circa 18 miliardi l'anno, potrebbe dare sostegno a queste famiglie, soprattutto non solo agli anziani, ma anche a chi ha un bambino disabile, perché impegna spesso e volentieri entrambi i genitori e capita spesso che uno dei genitori debba purtroppo rinunciare al lavoro per seguire il bambino, e ritengo sia una cosa doverosa. E perché dov'è lo Stato, visto che abbiamo l'esigenza, non per il sottoscritto, di avere lo Stato? Io spero che si arrivi presto e il più presto possibile a un'Europa dei popoli, delle comunità, e si elimini questa istituzione chiamata Stato, che ormai appartiene all'Ottocento, fallita, che mantiene delle istituzioni assolutamente anacronistiche. Cito uno, il Quirinale, oltre 700 dipendenti che mi piacerebbe sapere cosa fanno dalla mattina alla sera. Prima da tre baseleghe. Benissimo, allora, non ero all'ascolto, però mi fa piacere che qualcuno così segua anche Indipendenza Veneta, probabilmente l'avrà sentito da noi, e si cerchi di coltivare le cose più piccole di cui le persone hanno effettivamente bisogno. Adesso sentire ancora oggi, nel 2025, parlare di 800 miliardi per il riarmo, solamente dei folli possono fare una cosa del genere. Riarmo da chi? Dobbiamo difenderci dall'attacco dei cosacchi? Voglio ricordare, non lo dice il segretario di Indipendenza Veneta, ma l'autorevole professor Barbero, che la Russia negli ultimi 200 anni non ha mai attaccato l'Europa, pur essendo parte tra l'altro dell'Europa, dimentichiamo anche questo. Abbiamo sentito anche Barbero con Beato Tognolo prima, con il dottor Zabotti, ma anche invece c'è qualcuno che ha sempre fatto la guerra fuori da casa sua, e non faccio nomi. Adesso, visto che abbiamo, Trump vuole la pace e noi cosa facciamo? Andiamo dalla parte opposta. Vorrei rammentare al signor Draghi e a qualche altro poveretto che purtroppo ha dimenticato la storia. La NATO è stata creata per 3 motivi, solo 3. Tenere dentro gli americani, sotto i tedeschi e fuori i russi. Noi stiamo mandando via gli americani in qualche modo e stiamo dando fiato ai tedeschi, che hanno un'economia collassata, in stagflazione. Per chi non lo sapesse vada a vedersi cosa significa.
perché significa che cresce l'inflazione e non cresce l'economia. Attenzione, questo è un problema grosso. Stiamo dando la possibilità ai tedeschi di riconvertire le loro fabbriche di automobili in fabbriche per fare armi. Stiamo ritornando alle stesse condizioni che hanno scatenato la seconda guerra mondiale. Abbiamo in Europa degli irresponsabili. Io invito il Consiglio regionale del Veneto, che per noi è il Parlamento veneto, a prendere le distanze dall'Italia e da questa Europa della finanza e delle banche, che nulla ha a che fare con i popoli. Allora, l'Europa a detta del nostro Michele Favero è questa, e io ho avuto Tiziano Spigarioli l'altra mattina, e lo dico a Emanuela Tonon, che ha detto i veneti si imbaucai, ha detto proprio L'ho così. conosciuto, ecco, Tiziano Spigarioli, questo sì, personaggio, ha detto i veneti si imbaucai. Siamo proprio imbaucai. Emanuela Tonon invece abbiamo questa radice forte del mondo del volontariato, dell'associazionismo, che veramente ci fa andare avanti nonostante abbiamo anche un esercito di imbaucai. Allora, ho ascoltato con molto piacere e mi sono venuti i brividi a sentire quello che diceva. L'altra sera eravamo ad una riunione dove c'erano tutte le associazioni a Oderzo, associazioni che seguono i bambini disabili. Ognuna di loro sta facendo un grandissimo lavoro e ognuna di loro è partita dal bisogno di una mamma con il figlio. Guarda, mi vengono i brividi a sentire quello che hanno raccontato, e come diceva Michele, giusto? Michele Favero. Non tante volte uno dei due, a volte anche tutti e due, la mamma annientata assolutamente. Ci sono dei bisogni che non si riescono a soddisfare, e allora i genitori si mettono insieme e dopo c'è sempre la solidarietà a dare una mano, sempre, perché cito Mauro Vettorello di Oltre l'Indifferenza, che è stato qua sabato. Esatto, e anche altre realtà. Cioè, se non ci fosse stato in quel caso lì il volontariato, ragazzi, questi bambini, invece dopo c'era il discorso del dopo di noi, perché io per fortuna ne ho una, è sana e spero continui a essere sana, è a Sydney adesso che lavora. Però ci siamo dette con la collega che avevo in parte, e riteniamoci fortunati che i nostri figli sono sani, perché quello è un problema grandissimo, grandissimo, e quindi assolutamente d'accordo. Allora, un minuto, dottor Leoni, per salutarci, cosa vuole dire? Che messaggio vuole lasciare? Le famiglie che sono affette da disabilità, perché il sottoscritto ha fatto il coordinatore medico volontario per gli Special Olympics, che sono i giochi nazionali per gli affetti da sindrome di Down, alcuni anni fa, e per una settimana sono rimasto immerso al di fuori di quella che è la mia realtà professionale, nella realtà delle famiglie e di tutti quanti gli atleti di ogni genere di disabilità, quelli con gravi disabilità e quelli con una piccola disabilità, che sono praticamente indistinguibili da quelli più fortunati che possono fare una vita completamente normale, ma anche loro fanno una vita molte volte normale, sono proprio in chiusura. Inadeguato. Quindi la massima solidarietà e anche l'invito a quello che è un investimento adeguato in termini di salute, piuttosto che per quanto riguarda il riarmo in questo momento storico così particolare. Grazie al dottor Leoni di essere stato con noi, Giovanni Leoni, grazie a Emanuela Tonon, grazie a Michele Favero, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto alle fragole. La fragola è il simbolo della tentazione. Nel Medioevo si credeva che chi mangiasse fragole si sarebbe trasformato in un mostro. Si vede che qualcuno già soffriva di allergie, si gonfiava come un pallone e si riempiva di pustole spaventando il prossimo. Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di riso, 300 grammi di fragole, 100 grammi di burro, 2 bicchieri di vino bianco secco, una cipolla, un quarto di panna, brodo di dado, sale, pepe. Schiacciate l'80% delle fragole.
In un tegame fate sciogliere metà burro e unite la cipolla tritata, senza farla colorire troppo. Quindi aggiungete il riso. Mescolate. Spruzzate con il vino. Fate evaporare. Cuocete bagnando con il brodo via via che il riso lo assorbe. A metà cottura unite al risotto le fragole schiacciate. Quando è quasi pronto, aggiungete la panna . Il sale e il pepe. Servire guarnendo con le fragole intere. E buon appetito!